che lo campi Nerone. Allora, era i tempi di un imperatore Nerone in Roma, cioè di tempo antico, Antigorghi, e c'era una vecchia che diceva sempre che lo campi Nerone, che lo campi Nerone. E quello sente così, dice, ma come tutto il mondo mi brama a morte, perché sapeva che era cattivo e pessimo. E la vecchiarella voleva che lo campi, dice portate a mia. Allora vanno i soldati a portano in quattro a un braccio. E quello dice, oh tia vecchia, allora voi mi tenete così caro? Dice, no, come tengo caro. Dice, come? E dite sempre che voi volete che campi. Ah, diceva io, come lei è che voglio che voi campite? Perché io sono vecchia, vecchia e stravecchia. Ah, io conosciuta a vostro messiavo. Era cattivo, salvo. Dopo ho conosciuto a vostro papà, era anche peggio. E ora conosco voi che siete anche peggio. Allora, bramo che poi campiti che quello che da bene dopo. A sapere ciò che la da essere. Viene. Nerone dice così, io sono cattivo, per cattivo, mi stava cattivo, tu insulti tutta la mia famiglia. Oh, credo che la santa passa così? Dice, beh, durante 3 giorni hai rafilato, hai teso e filato una corda, e che la sia lunga e che la sia sora. Diceva vecchia, ha giurato teso e filato la corda per piccarmi. E allora, come lei era condannata, è stata obbligata e si mette, andava piano poi a vecchiarella, andava piano e cercava di non farla mica lunga la corda, ma più aveva fina, più era lunga, più aveva rossa, più era sora. Tinta di me. Ho capito, 3 giorni ugnano i soldati, dicono, basta, e a portano un imperatore. Cioè, allora, hai fatto? Dice, Yemena, la corda. Dice, beh, anche questa corda, posto che tu vuoi che campi, è la prima volta che lo c'è che sia a Roma, che brama che campi, hai da bigne tutti i palazzi che tu puoi e saranno tutti da te. Tutti i palazzi che tu puoi a bigne questa corda saranno tuoi. Dice, lasciatemi violare di nuovo un giorno. Ah, dice, no, è finito il tempo che Berta violava. E così per modo proverbio.